Ciao a tutti, oggi ci troviamo in Cansiglio per un'escursione a piedi, qui del parcheggio del bus della LUM, e andremo a fare il sentiero degli Slipari o Slipari, non mi ricordo. Andremo a fare il sentiero degli Slipari, faremo tutto il giro, un anello, e poi scenderemo giù per parte del sentiero O, che ci porterà verso quella piana, la costeggeremo e arriveremo fino al bus della LUM che andremo a visitare. Il bus della LUM è un sito storico dove c'è una grotta a pozzo molto profonda che è stata usata durante la guerra anche per seppellire i cadaveri dei combattenti, dei nemici fucilati. Fa parte di quel periodo storico tragico a fine della guerra dove alcune foibe sono state utilizzate soprattutto dai partigiani come cimiteri, buttando dentro la gente. È stata recentemente anche istituita come monumento storico ai caduti proprio per le tragedie della guerra. Adesso andremo a fare per primo il sentiero degli Slipari, che è qua su. Cominciamo il nostro viaggio partendo qua dal parcheggio e proseguendo lungo questa strada qui. Allora siamo in compagnia di due esperti viaggiatori, qua Gianluca e Davide, perché si sono accodati di straforo e ho dovuto per forza portarmeli dietro. Adesso siamo giunti qua alla fine della strada che fa un anello e andremo su per il sentiero degli Slipari. Il sentiero degli Slipari continua su per di qua. E qui il Cansiglio è già bagnato di per sé, anche con poca pioggia, ma ultimamente ha piovuto di continuo, dunque immaginate com'è il fondo, scivoloso e fangoso, specialmente sulle rocce. Consiglio scarpe con suola in Vibram. Bellissimo. Yeah. Eccolo qua il bus della Sberla, era appena sopra. Allora abbiamo fatto questo giro qua non solo perché avevamo già visto un video con la traccia del sentiero, ma anche perché io stesso dovevo esplorare questa zona per sapere se era fattibile in bici, e ne abbiamo approfittato adesso che il nostro amico voleva fare questo giro qua. C'erano anche altre opzioni, ma gli ho detto: senti, se dobbiamo andare lì a sentire i cervi, vedere il foliage in Cansiglio, tanto vale fare questo giro qua del sentiero degli Slipari e tornare per il bus della LUM. Che neanche Gigi in mezzo. Fate son te questo? Si sapeva che esisteva anche il barbastello, cervo volante, qua che c'è pieno di cervi comunque. Picchio nero, bello, guarda che bello. Ah, queste sono anche quelle zone sì, che fanno quei fori in mezzo alla foresta da 12 metri di disboscamento per favorire le specie erbacee e arbustive. Se può darsi di sì, che sia proprio questo. Come ci aveva raccontato quel ragazzo, quel giovane boscaiolo che stava facendo uno di questi buchi, queste aree disboscate circolari. Sì, mi ricordo di 12 metri. Taglio raso, la fauna saproxilica, questa deve essere quella dei funghi. Cercinatura. La forestale della Candaglia si trova a quasi mezzo chilometro. Vediamo, questo è come prima informativo sulle piante e gli animali, flora e fauna. Andiamo a vedere anche il cartello che ha visto lui. Monitorare la biodiversità vuol dire controllare lo stato di salute nell'ambiente naturale. Quell'imbuto lì è monitoraggio degli insetti, per cui è una trappola per insetti per monitorare varie specie probabilmente. Torniamo su che siamo fuori sentiero.
Si fa parte sempre, credo, degli esperimenti in atto. Le numerazioni su quegli alberi dovrebbero essere la distinzione tra albero e albero per i vari esperimenti. Però è già bene che almeno l'abbiamo visto in piedi. Ma qua è molto raidabile, molto flow qua. Questa è la sperlonga delle Do Bocce. Questa è la sperlonga delle Do Bocche. O Bocce. No, Do Bocche. Qua c'è la targhetta. Ah, ce ne sono due. Si chiama delle due bocche. Ah, poi sai, il nome spesso è indicativo. Wow. E di là c'è l'abisso del gufo, ma è a un centinaio di metri. Siamo arrivati sulla forestale che porta alla Candaglia a sinistra, ma noi continueremo a destra. Eccoci qua. Oh. Guarda qua c'è un sentiero. Sì, probabile, sono parecchi quelli che scendono dal 991, quello che abbiamo fatto noi, devo ancora finire di esplorarli tutti. E comunque al 25 ottobre ormai bramiti di cervi, vediamo quando cala il sole se sentiamo qualcosa, ma ho paura che sia già finito.